Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci facciamo delle serissime risate. In questa partita Blitz giocata col bianco un ragazzino gran maestro indiano che per facilità lo chiameremo Paradigma e col nero Nakamura. Ragazzi, restate fino alla fine. Perché Nakamura a un certo punto non riuscirà a vincere la partita, si incazzerà come la bestia. Metterò anche delle ispezioni di video, mamma mia che ridere. Andiamo a vedere com'è andata questa partita. Cavallo F3, D5, apertura reti, cavallo F3, G3, G6, ok, fin qui tutto tranquillo, C4 che si potrebbe trasformare in un inglese, in una catalana, D4, molto insidiosa questa mossa di Nakamura, B4, alfiere G7, attenzione che si minaccia subito un bellissimo attacco di scoperta, spingo il mio pedoncino e poi ti pappo la torre. Il bianco tranquillo continua il suo sviluppo con alfiere G2 e come non detto arriva subito D3. Su D3 c'è ovviamente cavallo C3 e ora finalmente questo pedone, guarda quanta bella strada che ha fatto questo pedone, adesso va a attaccare su E2, donna per E2, questa posizione comunque è pari, nulla di particolare, cavallo C6, B5, qui il bianco si sta veramente sbilanciando troppo, cavallo B4, mossa interessante, qual è l'idea di questa mossa? Ha doppia possibilità, entrare su C2 con il solito doppio, o supportare la donna su D3 o entrare direttamente col cavallo su D3 con scacco. E sai bene che dopo uno scacco di cavallo il re è obbligato a spostarsi, non è possibile difendersi mettendo un pezzo davanti, quindi il bianco perderebbe l'arrocco. Il 21 di agosto inizierei a giocare a scacchi in maniera differente. Se io fossi in te mi farei trovare libero. Arrocco corto subito onde evitare di perdere arrocchi e cose varie e qui la mossa migliore sarebbe stata donna di 3 e in caso di cattura il nero avrebbe avuto questa bellissima posizione andando a occupare e chiudere le eventuali spinte di questo pedone e allo stesso tempo chiudere anche momentaneamente questo alfiere. Poi certo si poteva continuare con cavallo di 5 con l'idea di attaccare qui, torre B8 per difendere la torre da questo attacco, intanto c'è sotto l'alfiere che può catturare la torre, anche la torre sarebbe dovuta spostare, eccetera, eccetera. Ma la mossa invece è stata giocata è alfiere F5, comunque con l'idea sempre di aumentare il controllo su questa diagonale. Cavallo in E5, altra mossa sempre aggressiva. I due giocatori stanno giocando aggressivi perché? Perché semplicemente è una partita blitz. Tra l'altro si minaccia anche questa adesso, no? Quindi cavallo in E5 con l'idea di tenere questo punto, ma insomma forse non è la migliore in assoluto come mossa. Cavallo di 3. Ora finalmente il cavallo è riuscito a prendere quella bellissima posizione. G4 per togliere l'alfiere da questo punto e adesso alfiere per cavallo, G per alfiere e adesso donna di 4. Da questo punto in poi della partita il nero è entrato in vantaggio, si vede che controlla la scacchiera, ha immobilizzato lo schieramento del bianco, quindi dopo qualche svista del bianco il nero Nakamura si è subito ripreso. Alfiere a 3, anche questa è un'imprecisione, qui si poteva catturare su B7 e poi si poteva ritirare sicuramente da qualche parte su C6. Alfiere a 3 è stata giocata. Altra imprecisione che aumenta il vantaggio di Nakamura. Donna F4, torre in F va in D1 e adesso cattura su H2 con scacco, re in F1 e attenzione, guarda la finezza, cioè anche nelle blitz si inventano cose di questo tipo. Donna per G2, sacrificio di donna momentaneo su alfiere per cambiare le donne, poiché dopo questa c'è cavallo F4, il re si deve spostare, cattura, cattura. Ok, siamo arrivati in questa posizione dove 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, dove due pedoni sono essenzialmente doppiati contro 7 pedoni del nero. Tra l'altro la struttura pedonale del nero è tanto meglio, quindi sembra che Nakamura sia entrato in un vantaggio favorevole a lui. Tra l'altro adesso segue alfiere per C3, D per C3, wow, abbiamo una doppia impedonatura che va ad indebolire ulteriormente la struttura, quindi se noi dovessimo contare quali sono i pedoni buoni, 1, 2, 3, 4, oppure 4. Sono 4 pedoni praticamente contro 7 del nero. Finale veramente vinto. Cavallo F6 e qui Nakamura inizia a giocare tranquillo, dice ma sì, tanto la partita è vinta, torre di 3, probabilmente per fare spazio anche all'altra torre, arrocco corto. Una mossa un po' fuori dagli schemi, diciamo, no? Che fa perdere parte del vantaggio. Perché? Perché se siamo in un finale, il re al centro fa molto comodo. Questa mossa qui ovviamente fa leva su, magari se mi gioca questa, e gioco questa, no? Ovviamente non è possibile in questo momento giocare questa mossa, poiché questo alfiere sarebbe inchiodato. Ovviamente il bianco, che è un grande maestro, non ci casca e gioca re in F3. Torre in F va in E8, dato che il re si è tolto dalla possibile inchiodatura. Torre in E1, E6, disponendo i pedoni su case bianche, dato che il bianco ha l'alfiere camposcuro. E adesso F per E6, F per E6, con l'idea poi di andare a spingere questo pedone. Alfiere C1 per cercare di controllare diagonali migliori, E5, Re G2, torre in E6, alfiere G5, qui sono tutte mosse buone, torre in A va in E8 per supportare il proprio pedone, torre in D va in E3, cavallo D7, torre in D1, torre in D6, torre in E va in D3 e torre in E va in E6. Interessante, interessante. Qui come si poteva altrimenti giocare? Si cambiavano semplicemente le torri, si giocava a cavallo B6 facendo pressione su questo punto, per esempio Re F1, E4, torre D4, torre in E5 con chiara, ovviamente supremazia. Alfiere D8 e qui C5. Bisognava poi prendere al varco, B per C6, B per C6, alfiere C7, torre 6, torre D8 e comunque la posizione per il nero è assolutamente vincente. Ma appunto il nero gioca in questo modo. È il turno ora del bianco che gioca alfiere E3, B6 per rafforzare la struttura e rendere sempre più difficile questa spinta. Torre D5, il bianco ovviamente cerca di non cambiare i pezzi essendo sotto di materiale. Cavallo F6, torre in 5 va in D2. Cavallo in E4, wow, questo cavallo è veramente, veramente, veramente fortissimo, obbligando a un cambio di torre, alleggerendo la situazione. Torre B1, ora questo pedone è praticamente andato, ma Nakamura decide di lasciare lì il cavallo perché è fortissimo, ma gioca a torre D3, tanto comunque questo pedone è andato. Ok, siamo in una posizione interessante, abbiamo 6 pedoni contro 5 pedoni e uno se ne andrà ben presto. Torre B4, torre per C3 e via l'altro pedone. Due pedoni di superiorità in un finale, la partita a questi livelli solitamente è vinta. Anzi, strano che il bianco non ha abbandonato, ma il bianco ha fatto bene a non abbandonare, perché adesso vedremo che grazie alla sua determinazione riuscirà a mettere veramente in crisi il campione. Torre in A4, cavallo in D6, procedendo a un po' di scambi, tac e tac.
A4, il bianco cerca di crearsi un modo appunto per crearsi un pedone passato, cavallo in E5, alfiere di 2 e adesso semplicemente c'è la mossa che ribalta la situazione. Qui bisogna giocare una semplice cavallo di 6 e si stava benissimo. Questo pedone da qui è molto forte, controlla l'alfiere, ma ovviamente in una partita blitz le cose diventano molto difficili. C'era poco tempo sull'orologio, bisogna prendere una decisione abbastanza in fretta e lo vediamo proprio dal video che Nakamura fa questa mossa proprio perché deve farla, ma non era convinto di farla. E 4. E in effetti, qui la posizione, il computer mi dice che passiamo da un meno 2,54 del nero a 0,000, cioè parità totale. Alfiere F4. Già, già. Ora, come continua? H6, alfiere per C7, cercando del controgioco con torre C2, anzi addirittura adesso è il bianco a essere in vantaggio. Re F1, qui restituisce il favore, qui se il bianco giocava correttamente si riusciva a fare belle cose, qui poteva giocare per esempio A5, B per A5, B6 e c'erano veramente serie possibilità che questo pedone potesse poi andare a promozione, per esempio E3, B7, torre per F2 scacco, Re G1, torre B2, ma che bella, ti piace questa sorpresina? E quindi niente, ma il bianco invece non ha spinto, ha giocato Re in F1 e la situazione ritorna in parità. E3, F per E3, cavallo per E3. Purtroppo questo cavallo e questa torre non riescono da soli a mettere il re alle strette. Re in E1, cavallo in D5, alfiere in E5, torre C4, qui seguono una serie di mosse veloci, appunto siamo in un finale, poco tempo sull'orologio, torre in E4 minacciando l'alfiere che ritorna in B2, sempre, intanto Nakamura scuote sempre la testa perché c'è un pedone in più e rischia anche quasi di perderla. Re in F8, questo povero re ovviamente non può superare l'ottava traversa. Attenzione, torre di 7, cavallo in F4, ora la torre ha anche buone possibilità di attacco, torre di 6. Anche qui forse era meglio giocare subito alfiere G7 con l'idea di papparsi subito un pedone. Però, altra piccola svista, torre di 6, cattura di pedone in A4 e ora cattura del pedone. Questa posizione è pari e andiamo velocemente a vedere come è continuata. Re in E8, alfiere in E5, torre in A2 scacco, il re si sposta, cavallo D3 minacciando l'alfiere si sposta, torre in A4 minaccia, l'alfiere si sposta, torre C4 minaccia, l'alfiere si sposta, finalmente ora uno dei due pedoni assolutamente crollerà. G5, alfiere per H6. Siamo in una posizione più pari che mai e quindi qui Nakamura prende assolutamente coscienza che questa è una partita patta quando aveva la vittoria fra le dita. G4 cercando di spingere il più possibile quel pedone, ok, scacco, re si sposta, B6, ora bisogna fare attenzione a questo pedone, bisogna prendere subito provvedimenti prima che sia troppo tardi, dunque torre B4 per controllare questo pedone, B7 e ancora una volta il nero è costretto alla ritirata per badare a questo pedone. E adesso segue il cambio dei pedoni, torre, torre. Il fatto che qui è pari la partita e qualsiasi giocatore si sarebbe accordato per la patta, ma il fatto che Nakamura non né richiedesse la patta né accennasse un minimo alla patta, qui il poverino, il gran maestro Paradigma
lo guarda diverse volte negli occhi come per dire oh facciamo patta, ma lui no, continua a giocare perché spera in qualche modo di vincere la partita. D'altra parte ragazzi ti rode tantissimo, no? Poi a quei livelli. Alfiere 3 minacciando il cavallo che si sposta, andiamo molto velocemente, ti faccio vedere poi come è continuata. Una serie di manovre inutili in cerca di tatticismi e cose varie, fin quando a un certo punto, grazie a questa manovra, il bianco non riesce a cambiare tutto. Cambio, cambio, cambio e ovviamente anche con un cavallo in più la partita è matematicamente patta. Ragazzi, ma siete anche voi così competitivi? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Bene, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!